Spente le macchine di produzione, gli ampi spazi di uno dei pastifici più importanti nel nord-est si trasformano in palcoscenico. Tra scatoloni di pasta di tutti i formati e sapori, pronti per la spedizione in tutto il mondo, Monio Vadi racconta con ironia l'uomo, la sua violenta follia, ricordando la serena interpretazione pacifista e panteistica degli ebrei cassidici. E per una sera il teatro è in fabbrica. Non è la prima volta, uno spettacolo in fabbrica, una fabbrica che produce cibo, quindi un modo per essere vicino alla gente? Sì, io considero che il teatro sia sempre dove c'è il pubblico. Noi in Italia siamo ricchi di strutture teatrali che sono opere d'arte, è bellissimo, però recitare in una fabbrica ha un senso per me molto pregnante, perché il teatro deve far parte della vita, il teatro non deve essere discosto, cioè io vivo poi vado a divertirmi come se fosse un'altra cosa, perché il teatro è il luogo di verità. Se si va a Ostia Antica, il teatro sta in mezzo ai fondaci dove si faceva il commercio, era lì, e quindi che una fabbrica diventi teatro, ospiti il teatro, è una grande cosa, tanto più che è una fabbrica che fa cose reali, non produce finanza, speculazione, virtualità, produce pasta. Il Registro dei Peccati è una delle proposte della rassegna 100 Orizzonti, un cartellone di avvenimenti nei luoghi della Pedemontana trevigiana. Eriese Pio X, il paese di Papa Sarto, in attesa della realizzazione di un teatro, sfrutta gli ambienti di un'azienda di moderni mecenati. Riese non ha il teatro, non ha una sala multivalente per fare manifestazioni, però è in costruzione e anche questa è un qualcosa che Pasta Zara ha contribuito alla realizzazione. Quanto il mecenatismo proprio per il proprio territorio alla fine ripaga ed è funzionale anche a una diffusione di immagine culturale che serve probabilmente non solo nella Marca Trevigiana ma in Veneto? Noi col territorio ci siamo molto legati, anche se siamo un'azienda internazionale che veniamo un poco in Italia, ma siamo molto legati al territorio, vede tutte le manifestazioni che abbiamo fatto. Il Veneto forse questo manca un qualcosa, ma penso che sia un esempio Pasta Zara anche per molte altre realtà di iniziare a pensare a queste cose che non solo noi ma anche altri colleghi nostri stanno facendo. Non siamo l'unica realtà nel Veneto e in Trevisana che fanno questo, ce ne sono altre, perché si inizia a sentire un po' di questa sensibilità che l'industria è parte della comunità, l'industria ha uno scopo sociale. C'è un registro dei peccati, no? E in questo momento Monio Vadia, pensando all'Italia, pensando al mondo, quali peccati mette in primo piano? La violenza. Non c'è remissione per la violenza. La violenza sono le guerre, lo sfruttamento dell'uomo contro l'uomo, la brutalità contro la natura, la brutalità contro gli animali, tutto ciò, tutte quelle modalità in cui si esprime la violenza sono un peccato capitale. La violenza non è mai veniale, è sempre capitale e questo mondo gronda di violenza. Se si tornasse alla visione cassidica, dove appunto c'è una visione di tolleranza, di reciprocità, una visione superiore a quelle che sono le piccolezze dell'uomo, questa violenza potrebbe andare in remissione? Quegli uomini, quelle donne, quegli uomini, quel mondo, quei villaggi erano anche gravati da povertà, a volte anche superstizioni, ma c'era una cosa che non avevano, rifuggivano completamente la violenza. È per questo che è stato così facile sterminarli, perché preferivano essere vittime che carnefici. Oggi più che mai questo spettacolo l'abbiamo scelto, non solo l'artista, ma questo spettacolo, proprio perché il registro dei peccati proprio sembra quello proprio dei maestri, ti segno sul registro, e i peccati sono naturalmente quelli che stiamo facendo noi a noi stessi. E l'ebraismo di Monio Vadia, quello che racconta lui, le forme di credo e di spiritualità e del fatto che se noi siamo a questo mondo, non siamo a questo mondo per distruggere, ma per creare, per stare insieme, credo sia molto, molto importante e lo faremo con grande lievità. Una rivoluzione spirituale che lei fa sempre con una cifra ironica, leggera, mai con sermoni pesanti. Non c'è nulla di meno serio della seriosità. L'umorismo è serio,
la seriosità nasconde l'ipocrisia.